Cari telespettatori, ben ritrovati qui con noi e abbiamo il piacere di riavere, ci mancava da un po' di tempo, Tina Cupani, segretaria generale FNP CISL del Veneto. Ma d'altro canto il tema richiede necessariamente la presenza della segretaria regionale, perché parliamo del bilancio della regione. È un capitolo molto delicato, molto importante, perché dal bilancio poi ne verrà fuori quanto sarà dedicato a ogni singolo capitolo della sanità e del sociale principalmente, e quindi tutti quanti noi cittadini ne siamo in qualche modo direttamente o indirettamente coinvolti. Il sindacato ha preso in analisi tutto questo e ha fatto delle considerazioni e delle valutazioni. 3 sono i punti che poi andremo a sviluppare in modo particolare, perché ci sarà le esenzioni per reddito di ticket sanitari che a voi interessano molto da vicino, ma interessano anche voi telespettatori, per capire quale sarà la soglia e quale auspica il sindacato possa essere la migliore, il finanziamento della legge regionale sui caregiver e da quanto tempo ne stiamo parlando, e la riforma delle impegnative di residenzialità, ovvero case di riposo. Questo è un tema estremamente delicato, io dico ancora di più alla luce degli aumenti delle bollette dell'energia elettrica e del gas e di tutto quello che ne consegue. Il timore, segretaria, è che poi anche lì ci possano essere dei ritocchi sui prezzi delle rette, e quindi purtroppo è un tema che si sta affrontando. Quindi diventa molto molto importante trattarne. Come è stato visto da voi questo discorso del bilancio uscito dal Consiglio? La nostra grande preoccupazione era stata ancora nell'autunno scorso il fatto che noi fossimo entrati in una logica di bilancio provvisorio. Bilancio provvisorio limita in maniera abbastanza importante la possibilità di utilizzare le risorse, si spende per un 12°, c'è un vincolo anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse dei progetti europei, quindi siamo usciti in un tempo relativamente breve dal bilancio provvisorio, e quindi questo ci permette comunque di fare una valutazione complessiva rispetto ai 18 miliardi che sono stati impegnati nel 2026, e naturalmente noi ci concentriamo sulla parte che più ci accomuna all'analisi, quindi la parte del sociosanitario. Noi sappiamo che il 70% dei 18 miliardi, lo vediamo anche nella slide che sta partendo, è impegnato soprattutto nella sanità, e quindi questi sono investimenti che in qualche maniera ci danno un po' l'indicazione di un percorso rispetto al quale noi avevamo comunque fatto delle richieste specifiche. Se io guardo rispetto alla slide che sta girando gli investimenti sanitari, è molto importante da questo punto di vista l'impostazione che viene data anche a favore degli interventi non solo nell'edilizia sanitaria e tecnologia, ma anche per quanto riguarda le case di comunità, la digitalizzazione dei pronto soccorso e anche gli ospedali di comunità. Perché faccio questa riflessione su questo aspetto del bilancio? Perché lì si gioca tutto il discorso del nuovo assetto della sanità territoriale, perché noi sappiamo che dentro le case di comunità, dentro gli ospedali di comunità, praticamente viene gestita tutta la sanità del territorio, con anche quella parte di competenza di medici di medicina generale, che anche queste rientrano in quell'aspetto del bilancio, e che per noi è importante, perché investire su nuovi dottorati, su nuove borse di studio, in modo che si possono avere a disposizione più medici di medicina generale, dà un'idea di un'azione che comunque sta, rispetto a prima, questa è un'inversione di tendenza, comunque sta cercando di gestire il problema del territorio, della sanità del territorio. Ecco, le chiedo una cosa, ma questi 31,4 milioni dal PNRR, giusto? Erano, c'era appunto anche nel grafico, sì. Al di là della cifra, che poi giustamente chi ci ascolta, ma anch'io non mastichiamo numeri per cui potrebbero essere 51, 14, non c'entra, però questi soldi erano si era già calcolato che bisognava spenderli,
E il problema che voi avevate sottolineato era stato quello, sì, però bisogna che a parte le infrastrutture ci sia poi il personale dentro, cioè che quindi queste case di comunità, tutte queste cose funzionino o no? C'è anche un investimento sul personale. Ah, c'è dentro, quindi sì, c'è. Noi vediamo Eccolo qua, personale 4,5 milioni sì, di no, borse. c'è l'investimento sul personale. Perfetto. E anche sul rinnovo dei contratti, quindi anche una valorizzazione del personale. Quindi c'è dentro anche la parte relativa al personale, però il problema è molto più complesso, perché sulla questione di dare un senso a queste scatole vuote che possono rimanere le case di comunità, fa riferimento ad una serie molteplice di figure sanitarie professionali. Quindi non è solo il medico, ma è l'infermiere, lo specialista, quindi diciamo che, ed è quello che in qualche maniera ci rassicura un po', che avendo comunque per la prima volta un assessorato alle politiche sociali con l'assessore Paola Roma, noi notiamo già in questo bilancio che c'è un'attenzione al sociale e ai servizi specifico. Mentre prima, quando si parlava di sanità, di bilancio della regionale, si parlava solo di sanità, di ospedali, di eccellenze e poco di sociale, perché ne avevamo un assessorato che era unico. Adesso questa inversione di tendenza emerge chiaramente con l'assessore Roma, quindi questo ci rassicura, perché porta al centro dell'azione della regione, degli investimenti e delle risorse finanziarie da dedicare, il sociale. Quindi in qualche maniera non si collega solo alla parte sanitaria, ma è quel sociale che è legato anche alle povertà, ai disagi e a tante altre questioni che abbiamo sempre, che noi stiamo cercando di seguire da un punto di vista di attenzione come pensionati. Io dico sempre che noi abbiamo, rispetto al numero degli anziani, un 90% di persone autosufficienti che hanno bisogno di avere un territorio che li segue, di potersi mantenere in salute, di avere un percorso di invecchiamento in salute, quindi non è solo sanità pura, non è solo non autosufficienza, è anche perché la prevenzione significa evitare poi i costi futuri. E poi modelli funzionanti ce ne sono. Allora andiamo a vedere le tre nostre cavalli di battaglia, per dire. L'esenzione ticket sanitario, adesso il limite per l'esenzione è dei famosi 36.151, che è bassino, perché lordi? Sì, lordi, ma è del 98, cioè voglio dire, noi abbiamo bypassato gli anni 2000, abbiamo trasformato quel limite in euro e non l'abbiamo più toccato. Come abbiamo spesso rappresentato, due pensioni medie di 1.500 euro lordi, perché si fa riferimento al reddito della famiglia, 1.500 euro lordi, che sono poco più di 1.200 euro netti, adesso superi facilmente quel limite di reddito lì e quindi bypassi tutta la possibilità dell'esenzione, a volte con un piccolo aumento di pensione che magari per un non nulla ti fa scattare la soglia di esenzione, quindi molti, l'abbiamo raccontato spesso, si sono trovati anche dopo 1 anno o 2 anni a arrivare la comunicazione da parte della regione che dice: tu a sto tuo tempo hai utilizzato l'esenzione e non ce l'hai. E allora noi chiediamo questo: o noi sappiamo che la norma sull'esenzione del ticket è una norma nazionale, però abbiamo anche esperienze di regioni che in qualche maniera hanno utilizzato degli strumenti che sono andati incontro a questi tipi di... Quindi c'è la possibilità? C'è la pressione, ricordiamo per esempio la Lombardia, l'abbiamo letta noi la delibera della Lombardia, interviene in particolari tipologie di patologie, in modo che comunque nelle situazioni particolarmente gravi, in situazioni in cui il farmaco diventa, l'utilizzo e l'accesso al servizio diventa determinante, praticamente bypassano e definiscono criteri diversi. E ha sempre giocato bene la Lombardia su questo e anche sul Bolzano. Naturalmente anche il Veneto, se vuole, può introdurre una modifica, una rettifica rispetto alla norma generale, è che costa.
Noi avevamo fatto anche un'analisi, una simulazione e ci sembrava come CISL che prendendo i dati del CAF che non fosse poi così insostenibile il costo. E però poi parlavamo ancora dell'assessore Lanzarin e non ha mai, ci ha sempre promesso ma non ha mai ripreso in mano la questione. Quindi come CISL chiediamo anche eventualmente un voucher salute se diventa difficile gestire una revisione della norma generale sul ticket, almeno un voucher salute che naturalmente, come abbiamo sempre detto, non deve andare ad incrementare entrate con tasse speciali, ma che in qualche maniera bisogna ritrovare all'interno del sistema. Ma guardi che questo è un problema che hanno tante famiglie. Quando noi facciamo incontri o ci troviamo nei territori o facciamo incontri all'interno anche della FNP, nei nostri organismi, la prima cosa che emerge è proprio la questione dell'esenzione. Ma che voi vorreste semplicemente portare almeno a 40.000 euro? Sì, beh, il limite minimo è di 40.000 euro. Quindi. E volendo la Regione, utilizzando gli strumenti di norma che dà loro la possibilità di muoversi, lo può fare. Però per adesso non c'è... Ma guardi che io sono al quinto anno che sono segretaria generale e dal primo anno che ero segretaria che stiamo chiedendo questo. E la risposta, comunichiamo ai nostri cittadini che magari è stata niente, neanche un diniego, si è bypassato... No, cioè non c'è stato interesse su tutta questa partita, il perché non lo chiede a me, bisognerebbe chiederlo a chi è stato assessore prima. Invece devono capire che questa è una questione che impatta fortemente sulle famiglie che hanno pensioni medio-basse. Ne ha avuto modo per adesso di parlarne anche un semplice pourparlers con il nuovo assessore? Sì, no, rientra nelle proposte che abbiamo fatto come CISL. Quindi... È un'apertura rispetto alle richieste che facciamo, c'è da parte dell'assessore. Adesso bisogna capire se questo rientra nel bilancio del sociale o nel bilancio, questo non ho neanche approfondito, però è sanità, perché è ticket, quindi è sanità. Che c'ha margini non ho mai avuto occasione di incontrare l'assessore alla sanità, però quello al sociale sì, e quindi è una che insomma con l'assessore Roma, però abbiamo fatto altri tipi di riflessione tipo sulla legge sui caregiver oppure ma infatti questa allora la legge sui caregiver, regionale sui caregiver è importante, è molto importante perché, lo ripetiamo così semplifichiamo per tutti quanti voi, anche se ormai dovreste conoscere bene i termini, caregiver, eccolo qua, infatti sono quelle persone che aiutano parenti o non parenti, eccetera, stanno vicino a chi non è autosufficiente, a chi ne ha bisogno. Questa, in astratto, questa legge che cosa prevedeva, cosa chiederebbe? Ma guardi, quello che il percorso, la proposta di legge sta seguendo il suo iter regionale. Quello che noi abbiamo sempre sostenuto come FNP per quanto riguarda un sostegno economico, riconoscere i caregiver vuol dire dare uno status ufficiale ad una figura che non ha nessun tipo di tutela dalla formazione alla riqualificazione e noi chiediamo sempre non tanto un sostegno economico a prescindere, nel senso che per carità un supporto ci può anche essere, ma chiediamo soprattutto, perché questo ce l'hanno chiesto, è uscito da un'indagine che noi abbiamo fatto, le famiglie chiedono sussidi, chiedono presenza delle istituzioni, chiedono supporti, e chiedono servizi, quindi perché loro in qualche maniera ci raccontano che non sono i 100-200 euro al mese che cambiano la loro situazione, che in qualche maniera rivoluzionano in meglio, in maniera positiva, gli stress che hanno, le fatiche. Avere un'infermiera qualche ora in più, avere un dispositivo che aiuta a sollevare la persona, avere la disponibilità di più ore di figure che danno aiuto. Tanti dicono mi basterebbe un'ora al giorno poter andare fuori e essere un normale cittadino e qualcuno intanto che... E questo è servizio, noi l'abbiamo sempre detto, differentemente anche da come si sta muovendo la Regione.
Dal nostro sondaggio emerge questo. Dateci dei supporti, ma io dico sempre, i supporti poi rimangono, il servizio rimane. Sì. Io quando ti ho dato 100 euro, 200 euro, poi al termine, quando non sei più caregiver, tu non li ricevi più, però non resta niente alla comunità, alla collettività. L'importante è che siano servizi Invece il servizio effettivi. rimane, il dispositivo rimane, il modello organizzativo che va incontro a queste figure rimane. E quindi noi si vedeva, non so se l'avete già no, ma fatto, dopo lo facciamo, adesso lo mettiamo per capire quant'è la percentuale. perché questo rientrerebbe un po' nella fase più seconda, Esatto. perché la maggior parte degli anziani abbiamo visto non autosufficienti a casa. Esatto. Interrompiamo un secondo, segretaria, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme e vediamo effettivamente dall'estrapolato dai grafici qual è la percentuale di queste persone che a casa hanno o avrebbero bisogno di un supporto più concreto. A tra poco.